Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in diretta, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Un Veneto che si prepara all'assalto del Ferragosto che purtroppo quest'anno coincide con la domenica, quindi non ci saranno ponti, ma chi potrà ne approfitterà. Abbiamo già raccontato nelle scorse ore, nei giorni scorsi, i movimenti importanti verso le zone di villeggiatura, l'altopiano dei 7 comuni, le Dolomiti, ma anche le spiagge del litorale veneto. Ci sono tanti temi di cui discutere, perché su questa situazione ferragostana si innesta naturalmente tutta la vicenda legata all'emergenza coronavirus, il Green Pass, i vaccini, l'apertura della campagna vaccinale, poi vediamo con le nuove possibilità. Insomma, ci sono tantissime notizie di cui parlare. Abbiamo un'ora e mezza da stare assieme fino alle 13:30. Sentiremo le nostre redazioni come sempre di Bassano, Vicenza, Padova. Andremo anche a Venezia a sentire come sta andando una giornata decisamente torrida, ma questo era stato annunciato, quindi tanto di cui parlare, tanto da raccontare. Ma oggi abbiamo anche un ospite in studio che vi presentiamo, è l'onorevole Ingrid Bisa. Buongiorno, grazie per essere venuta qui al Focus TG, per aver accettato il nostro invito. Grazie mille a voi, grazie per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori che ci stanno ascoltando e guardando. Allora, cominciamo subito con l'onorevole Bisa, perché è venuta qui per un motivo ben specifico e molto particolare. Non parliamo di coronavirus, non parliamo di Green Pass, non parliamo di Ferragosto, parliamo di referendum sulla giustizia, perché è un tema decisamente importante a livello nazionale. Visto tutto quello che sta succedendo non solo in Veneto ma anche in Italia, si tende magari a mettere da parte altre notizie, altri temi che pure invece hanno rilevanza nazionale, rilevanza per il futuro di tutti noi, e invece è importante parlarne. Perché è importante parlarne, onorevole? È importante parlarne perché in materia di giustizia è una materia che tocca a tutti noi. Nel corso della vita di ciascun cittadino, bene o male, si incappa in questioni piccole o meno piccole in materia di giustizia, e quindi è importante che la giustizia in Italia funzioni bene, e funzioni bene a 360 gradi. Infatti abbiamo visto che prima della pausa estiva la Camera dei Deputati appunto ha varato la riforma sulla tanto aspettata delega penale, però è solamente un primo tassello che abbiamo messo per poter appunto riformare la giustizia in Italia, perché è tempo, credo, che debba essere in tutte le sue sfaccettature un attimino rivista in base anche a quelli che sono i tempi che corrono, anche perché cioè non sarebbe corretto dirlo, perché indipendentemente dal fatto che ce lo chiede l'Europa, ma in Italia ci dovrebbe essere comunque, indipendentemente da questa richiesta, una giustizia che funziona in maniera corretta e che dia delle risposte soprattutto celeri, con dei tempi veramente predeterminati ai cittadini che lo chiedono. Il motivo per cui appunto la Lega ha aderito a tutto questo percorso sui referendum della giustizia che stiamo portando avanti anche in questo periodo appunto di Ferragosto, con i nostri gazebo nelle piazze, e ovviamente invito tutti quanti i cittadini ad andare a firmare presso i gazebo, ma non solo, anche presso appunto tutte le sedi dei municipi, perché i moduli sul referendum sono anche appunto presso tutti quanti i municipi. Poi una notizia insomma fresca di questi giorni, che è passato anche quell'emendamento a uno degli ultimi decreti votato dalle commissioni affari costituzionali e ambiente, che verrà ampliato la possibilità di votare di sottoscrivere il referendum anche online. Quindi adesso il comitato referendario si sta attivando appunto in modo tale che anche le persone insomma che hanno difficoltà a spostarsi da casa, ma che comunque insomma vogliono supportare e sopportare appunto questa nostra battaglia, possano insomma esprimere quella che è appunto la loro voglia di dire: metto anch'io la mia firma per aiutare che questa Italia possa avere una giustizia migliore. Vediamo dalla grafica di questo volantino, di questa informazione, lo slogan più importante è: chi sbaglia paga. Naturalmente ci metto la firma per invitare
i cittadini a firmare. Perché chi sbaglia paga? Perché si parte da questo punto? Si parte da questo punto perché non può passare il concetto, come è stato fino adesso in Italia, che solo gli avvocati se sbagliano pagano. Io prima di essere un parlamentare sono anche avvocato e sappiamo insomma che nel momento in cui un avvocato commette un errore quando segue un contenzioso, ovviamente ha una polizza professionale e il cittadino ha la possibilità di rifarsi appunto e di chiedere che venga accertata una responsabilità diretta nei confronti appunto dell'avvocato. E noi in uno di questi punti appunto del referendum vogliamo anche, con la responsabilità diretta dei magistrati, che anche un magistrato nel momento in cui commette un errore nell'esaminare un contenzioso ci sia una responsabilità diretta, perché ovviamente adesso in Italia sappiamo che sì, c'è una responsabilità nei confronti dei magistrati, però è una cosiddetta responsabilità indiretta, perché il cittadino ha la possibilità di fare causa allo Stato, però lo Stato ovviamente poi deve fare rivalsa nei confronti appunto del cittadino, e quindi ovviamente non c'è quella responsabilità diretta, il motivo per cui appunto lo slogan è chi sbaglia paga. E poi ho visto appunto che aveva fatto vedere la slide. Certo, stavamo partendo con le slide un po' in anticipo sul suo intervento, ma andiamo a vedere questi sei quesiti. Vediamo il primo. Si parla di riforma del CSM, il sottotitolo, passateci il gergo giornalistico, è Stop allo strapotere delle correnti. Sì, e questo ovviamente è una riforma che non è nuova per noi, perché già da 1 anno e mezzo c'è una riforma che stiamo esaminando in Commissione Giustizia, che è la commissione insomma di cui io faccio parte alla Camera dei Deputati, e con questo appunto quesito vogliamo un attimino supportare quello che è l'attività parlamentare. E perché appunto riforma del Consiglio Superiore della Magistratura? Abbiamo letto su tutti i quotidiani insomma nazionali negli ultimi mesi tutto lo scandalo relativo a quanto ha denunciato Palamara, e questo ovviamente ha fatto sì che molti magistrati si siano rivolti insomma alle forze politiche che li hanno ascoltati, perché la maggior parte dei magistrati ovviamente svolge in maniera corretta il loro lavoro, in maniera indipendente, facendo gli interessi delle parti, e con questo appunto quesito si vuole far sì che un magistrato che voglia candidarsi al Consiglio Superiore della Magistratura lo possa fare indipendentemente dal fatto che faccia parte o meno di una corrente all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi vogliamo con questo quesito togliere quella necessità che per candidarsi servano raccogliere da un minimo di 25 a un massimo di 50 firme, perché ovviamente se abbiamo la necessità di raccogliere delle firme è automaticamente, mi passi il termine, l'obbligo di essere appunto appoggiati da una corrente all'interno del CSM. Invece noi vogliamo che qualsiasi magistrato che voglia candidarsi a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura, che sappiamo appunto che è l'organo ovviamente di autotutela presieduto dal Presidente della Repubblica della magistratura appunto, lo possa fare senza la necessità di essere ovviamente affiancato da una corrente appunto all'interno. Vediamo il secondo punto assieme e poi andiamo eventualmente in pubblicità, onorevole. Avevamo già toccato in fase di presentazione questo tema, responsabilità diretta di magistrati, sottotitolo più tutele per i cittadini, appunto chi sbaglia paga. Torniamo allo slogan principale di questa campagna. Sì, è quello che appunto dicevo in apertura, vogliamo appunto che qualsiasi magistrato nel momento in cui commette un errore abbia quella responsabilità e è un connubio anche con l'indipendenza, perché nel momento in cui insomma un soggetto ha la propria responsabilità diretta nel fare comunque bene anche un proprio lavoro, perché nel momento in cui fai bene il proprio lavoro ovviamente hai quell'indice di responsabilità che si abbassa, quindi è un incipit anche per dire a maggior ragione che ci vuole ancora più indipendenza da parte appunto della magistratura, che decide sulla pelle ovviamente poi dei
cittadini, perché sia in ambito civile che sia in ambito penale hanno comunque in mano dei diritti che sono costituzionalmente tutelati e che decidono ovviamente della vita delle persone in tantissimi casi, e quindi è corretto che riteniamo che sia corretto che se c'è un errore appunto da parte dell'organo giudicante ci sia quella responsabilità diretta e quindi il cittadino possa appunto avvalersi di questa azione diretta e non più tramite appunto lo Stato, che prima ovviamente deve pagare lo Stato e poi fa un'azione di rivalsa nei confronti del magistrato, perché ovviamente adesso come adesso risponde lo Stato in prima battuta e quindi rispondiamo noi cittadini con tutte ovviamente con delle tasse che paghiamo, quindi riteniamo che questa cosa non sia ovviamente corretta e che anche in questo caso ci debba essere in qualche maniera il cittadino venga coinvolto in qualcosa che in realtà insomma non c'entra assolutamente nulla. Prima di andare in pubblicità vediamo una notizia che riguarda l'incidenza del Covid, perché naturalmente è tema di giornata che va seguito a livello nazionale. Sardegna, Toscana e Sicilia sono le regioni con l'incidenza più alta. Arrivano i dati del Ministero su indicatori Covid. Molise, valore più basso, Sardegna 141,8, Toscana 129,9, Sicilia 127,2, le tre regioni con i valori dell'incidenza più alto per il periodo che va dal 6 al 12 agosto, quindi aggiornati a poche ore fa. Il dato sull'incidenza rappresenta, insieme a quello sulla saturazione dei reparti ospedalieri e delle terapie intensive, uno degli indicatori decisionali, ci fanno sapere dall'ANSA, per le eventuali misure di contenimento. Il valore nazionale, secondo i dati del Ministero della Salute, è in crescita rispetto alla scorsa settimana, con 73 casi ogni 100.000 abitanti. Vediamo fra poco i valori del Veneto per capire dove stiamo andando con l'emergenza coronavirus. Sono arrivati anche i dati ufficiali proprio dal Veneto, quindi sia quelli che riguardano la campagna vaccinale che quelli che riguardano l'emergenza coronavirus con i contagi e la pressione sulla sanità. Li vediamo insieme dopo la pubblicità. State con noi, torniamo fra pochissimo. Virus o adesso che abbiamo detto. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, ma non solo in Veneto, perché abbiamo visto appena pochi istanti fa i dati a livello nazionale per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. L'Istituto Superiore di Sanità fa sapere che nella bozza di monitoraggio settimanale che sarà diffusa oggi si parla di 18 regioni che risultano classificate a rischio moderato. Quelle classificate a rischio basso sono per ora solamente il Lazio e le due province autonome di Trento e Bolzano, quindi anche il Veneto rientra fra le regioni a rischio moderato. Cosa vuol dire? Per ora assolutamente niente, vuol dire solo che serve un po' di attenzione. I dati non sono proprio fantastici quelli che riguardano il Veneto. Vi possiamo anticipare, prima di vedere insieme le grafiche, le tabelle ufficiali, che sono 771 i contagi trovati con la campagna di tamponi nelle scorse ore e quindi sale un po' il numero dei contagiati. Siamo sempre comunque sotto quota 14.000. Questo è importante perché ci fa capire che sì, per un numero alto di contagiati c'è un numero comunque importante di persone che guariscono. Si tratta per la maggior parte dei casi di asintomatici. C'è qualche movimento purtroppo in terapia intensiva, ma la situazione è ancora decisamente sotto controllo. Ne parliamo poi perché abbiamo qui ospite in studio con noi l'onorevole Ingrid Bisa, che ci sta raccontando, spiegando per filo e per segno le novità che riguardano il referendum sulla giustizia, referendum di cui si è parlato poco. Noi abbiamo accettato l'invito dell'onorevole a approfondire un po' un tema così importante e anche così divisivo nella nostra informazione qui al Focus TG. Sono 6 i quesiti, abbiamo sviscerato i primi 2, andiamo a vedere il terzo quesito, nel quale si parla di un'equa valutazione dei magistrati.
Sì, appunto è vero che è un tema divisivo, però è un tema veramente molto sentito, perché abbiamo visto insomma che è stato sottoscritto in maniera trasversale da tantissimi gruppi politici questo referendum, quindi vuol dire che sono le tematiche che abbiamo appunto posto con questi requisiti, affiancando ovviamente il Partito Radicale che è stato il promotore, alla fine spiegandolo in maniera corretta. Si è capito appunto che nessuno vuole strumentalizzare nulla e accusare nessuno, si vuole solamente appunto creare una giustizia appunto anche più equa come riguarda questo quesito, perché si parla di equa valutazione dei magistrati. Attualmente cosa succede? La valutazione se un magistrato ha svolto in maniera corretta la propria attività oppure meno spetta al Consiglio Superiore della Magistratura, e in particolare ad una commissione all'interno del Consiglio della Magistratura che è formato da magistrati, da professori universitari e da avvocati. Adesso cosa succede? Nel momento in cui il magistrato ovviamente viene esaminato per la sua valutazione, nel momento in cui la commissione vota, devono uscire dalla compagine, quindi proprio devono uscire dalla porta, e non partecipano al voto gli avvocati e i professori universitari. Quindi rimangono a decidere nei confronti di un magistrato se ha fatto bene o fatto male il suo lavoro solamente i magistrati. Noi riteniamo invece che, siccome anche l'avvocatura, anche comunque l'attività didattica e quindi cattedrale può dire la sua e deve dire la sua in riferimento al fatto se un magistrato ha lavorato bene o lavorato male, vogliamo appunto che con questo quesito anche gli avvocati e anche i professori universitari partecipino al voto di questa commissione e che non vengano più estromessi, perché ovviamente anche l'avvocato è una parte fondamentale del processo, quindi non si capisce perché adesso anche l'avvocato non possa dire la sua. Quindi appunto è un quesito veramente molto importante, perché riteniamo che ampliando appunto la platea di chi può dire se effettivamente un magistrato ha fatto bene o ha fatto male il suo lavoro, ci sia appunto anche una valutazione proprio più equa e più distribuita tra quelli che sono appunto i rappresentanti del diritto, e che non spetti solo al magistrato nei confronti di un magistrato. Onorevole, saltiamo un attimo al tema coronavirus, perché facciamo vedere ai nostri telespettatori quelle che sono le grafiche che stanno girando in queste ore sui social per le novità della regione del Veneto. Ricordiamo, giusto per fare informazione anche su questo tema, da oggi accesso diretto alla vaccinazione per la fascia di età 12-25 anni in tutti i centri vaccinali del Veneto, importante, senza prenotazione. C'è inoltre la possibilità di anticipare la seconda dose senza prenotazione in tutti i centri vaccinali del Veneto, trascorsi i 21 e i 28 giorni dalla prima dose, a seconda naturalmente del vaccino somministrato. Poi, per chi effettuerà la prima dose a partire da oggi, la seconda dose verrà prenotata, come si diceva, 21-28 giorni. Da oggi i veneti in vacanza nella regione possono prenotare il vaccino in tutti i centri vaccinali del Veneto, indipendentemente dall'ULSS di appartenenza. C'è un sito che vedete, vaccinicovid.regione.veneto.it, poi magari pubblichiamo sui social questa grafica, la condividiamo per aiutare chi volesse aderire a questa proposta della sanità veneta per accelerare i tempi di una campagna vaccinale che comunque sta correndo in modo davvero importante. Per i cittadini vaccinati all'estero con vaccini autorizzati dall'EMA, a partire da lunedì, quindi dalla settimana prossima, sarà possibile caricare il proprio certificato di completa vaccinazione nel sito dell'ULSS di appartenenza per il rilascio del Green Pass. Quindi notizie importanti che riguardano la campagna vaccinale. Le nostre redazioni, i nostri giornalisti stanno seguendo anche questo tema, perché sappiamo che il Veneto ancora una volta ha anticipato un po' quelli che sono i temi nazionali, aprendo la fascia 12-25. Sentiremo se questa proposta è stata ben accolta dalle fasce d'età interessate, oppure se bisognerà tribolare un po', magari con un po' di comunicazione in più, per raggiungere anche i giovani e i giovanissimi. Torniamo dall'onorevole Ingrid Bisa, che ci sta parlando del referendum per quanto riguarda la riforma della giustizia, tema importantissimo, fondamentale, di grande interesse, perché se ne parla da tanti anni: separazione delle carriere.
Sì, anche questo è un tema che veramente ci sta a cuore come partito, come Lega, perché anche in questa legislatura, in Parlamento, in Commissione Giustizia ne abbiamo parlato in varie occasioni, anche qui appunto con questo quesito chiediamo un aiuto ai cittadini e con questo appunto quesito vogliamo far sì che ci sia una separazione appunto delle carriere. Cosa significa questo? Significa che chi appunto nel momento in cui finisce l'università e vuole diventare un pubblico ministero farà appunto il concorso per diventare pubblico ministero e nel momento in cui nasce pubblico ministero, uscendo appunto dal concorso e avendo un esito positivo, rimarrà pubblico ministero per tutta la sua carriera appunto in magistratura. Mentre nel momento in cui una persona decide invece di essere un giudice, quindi l'organo giudicante, l'organo terzo del processo, sempre facendo appunto il concorso, uscirà come magistrato e nascendo come magistrato rimarrà tale fino alla fine della sua carriera. Perché vogliamo questo? Perché adesso non funziona così. Il concorso di magistratura è unico e nel momento in cui un soggetto inizia la sua carriera appunto in magistratura come magistrato, dopo un X tempo può chiedere appunto il trasferimento e iniziare appunto la sua carriera come pubblico ministero. Riteniamo che questa cosa non sia corretta perché la commistione tra pubblico ministero e giudice non dà quella indipendenza e soprattutto terzietà del magistrato nel prendere appunto le decisioni. Quindi perché diciamo questo? Perché l'approccio di un fascicolo da parte di un pubblico ministero, da parte di un avvocato, perché metto dentro anche gli avvocati, da parte di un magistrato è diverso quando appunto si approccia all'esame di un fascicolo, perché il pubblico ministero avrà sempre quell'approccio accusatorio, perché comunque ha una forma mentale, una forma appunto di educazione nello studio in tal senso. L'avvocato avrà sempre comunque quell'approccio di difesa, perché l'approccio in un fascicolo può avere tantissime sfaccettature e il giudice invece deve avere sempre quella mentalità di soggetto terzo, super partes, che dovrà valutare appunto da una parte quello che accusa e quindi il pubblico ministero, da parte l'avvocato e quindi con le difese nei confronti dell'imputato, nei confronti appunto di un diritto che fa valere qualsiasi cittadino e quindi la formazione che ha un giudice dovrà essere sempre e comunque una formazione terza, cosa che secondo noi adesso con questa commistione per il fatto che il pubblico ministero, tra virgolette, passatemi il termine, può scambiarsi il ruolo appunto e diventare giudice, il giudice può diventare pubblico ministero, riteniamo appunto che non rispetti quell'approccio proprio nel fascicolo che deve essere tale, che deve rimanere tale fino alla conclusione della carriera di un magistrato o di un pubblico ministero in questo appunto relativamente a questo quesito. Onorevole, abbiamo un minuto prima della pubblicità, ma penso che possiamo parlare anche del quinto quesito, ovvero i limiti agli abusi della custodia cautelare, sottotitolo per una giustizia giusta e un equo processo per tutti. Sì, anche questo è un argomento veramente molto sentito perché abbiamo visto insomma nella cronaca anche in questi giorni a livello nazionale che continuano ad esserci custodie cautelari per 15, per 20 anni in maniera appunto cautelativa e quindi prima che il processo arrivi a definizione e poi vediamo che ci sono sentenze di assoluzione, però intanto la persona si è fatta 15-20 anni di carcere per poi appunto vedersi assolto. Ovviamente sappiamo che nel momento in cui succedono questi casi ci sarà la richiesta di risarcimento danni per ingiusta detenzione, quindi siamo noi cittadini che paghiamo perché la causa la fanno nei confronti dello Stato. Con questo quesito noi vogliamo evitare questo, nel senso che se un soggetto viene condannato ovviamente ci saranno tutte le misure cautelari, però che non ci sia una misura cautelare diciamo d'ufficio e quindi automatica in via preventiva, cosa che invece succede adesso, ma che ci sia appunto una discrezione, una scelta da parte del giudice, in modo tale che si cerchino di limitare, perché l'effetto poi è questo, queste richieste di risarcimento danni per una ingiusta detenzione in via preventiva, perché non è giusto
giusto che siano sempre i cittadini con il pagamento delle loro tasse poi a dover pagare questi risarcimenti danni. Allora, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria con la regia di Renzo Rigon, torniamo fra pochissimo per vedere l'ultimo quesito con l'onorevole Ingrid Wisa, stiamo parlando del referendum sulla giustizia, poi subito dopo andiamo a Venezia per capire come se la stanno cavando veneziani e turisti con queste ondate di caldo. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo questa fase della nostra informazione dedicata al referendum sulla giustizia portato avanti, in questo caso dal partito, dalla Lega. Abbiamo l'onorevole Ingrid Wisa qui con noi. Lega o centrodestra in generale come promozione di questo referendum? No, è Lega che ha sopportato appunto e supporta l'iniziativa del Partito Radicale. Poi si sono uniti per alcuni quesiti appunto Fratelli d'Italia, però c'è anche l'appoggio di Forza Italia. Quindi insomma centrodestra parziale, ecco, diciamo. Sì. Cerchiamo di non fare gaffe quando siamo in diretta, però capita a volte di non avere ben chiaro come si sta muovendo una compagine politica all'interno di un tema così delicato. Allora stiamo vedendo le slide, i 6 punti, i 6 quesiti che vengono posti, che si vorrebbe porre nel referendum, e il sesto quesito riguarda l'abolizione del decreto Severino. Ci pare di capire che questo sia un po' più politico degli altri, onorevole. Sì, è politico, però comunque è sempre di grandissima attualità, perché non è possibile che sindaci e amministratori non possano svolgere il loro ruolo in maniera serena. Cosa succede adesso? Succede che nel momento in cui un sindaco o un amministratore commette appunto un illecito, e può succedere appunto perché magari la posizione di una firma non corretta in un documento, c'è una sospensione preventiva dall'attività, appunto dal ruolo di sindaco o da amministratore. Noi riteniamo che questa preventività debba essere tolta. Se una persona ha sbagliato è giusto che paghi, però questo pagare anche a livello appunto di sospensione dalla propria carica di amministratore o di sindaco debba avvenire solamente quando una sentenza è passata in giudicato, perché altrimenti veramente si mettono in difficoltà gli amministratori, che sono appunto il primo input che ha il cittadino quando ci sono delle problematiche a cui rivolgersi, e non possono svolgere il loro ruolo in maniera serena e tranquilla. Quindi è un aiuto concreto che si vuole dare ai migliaia di sindaci, ovviamente, che sono in prima fila tutti i giorni, abbiamo visto insomma anche in questo periodo di coronavirus, per tutelare, per cercare di dare una risposta ai cittadini e un aiuto concreto ai cittadini. Onorevole, allora questo era l'ultimo dei 6 quesiti. Le chiedo, se lei ha ancora qualche minuto, di stare qui con noi per sentire quelle che sono le notizie che ci arrivano dal territorio. Il nostro Focus TG è una soluzione un po' ibrida nella quale parliamo di politica, attualità, ma andiamo anche a sentire le novità, in questo caso da Vicenza. Abbiamo la nostra Luisa Bertini, che invidiamo un pochino perché noi siamo chiusi in uno studio con i fari, le luci, i microfoni. Lei invece ci pare di capire che è a bordo piscina. Buongiorno Luisa, quali sono le notizie di oggi? Buongiorno, esattamente, sono a bordo della piscina del San Pio X in centro a Vicenza, e perché questa ondata di calore ha fatto sì che le piscine del centro si siano riempite di persone che ovviamente non possono andare in giro altrove, diciamo, per il periodo di Ferragosto. Quindi insomma lo vedete alle mie spalle, tanti bambini, tanti nonni che li hanno portati, e poi tanti eventi di cui non vi anticipo niente, però che sono in programma anche per domani e dopodomani. In più stamattina è stata una giornata abbastanza intensa per quanto riguarda il Green Pass e quanto è emerso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che è stato convocato in prefettura ieri, quindi con questura e polizia locale, perché c'è questa stretta annunciata dal Viminale sui controlli, e passami il termine, sui controlli ai controlli, nel senso che le forze dell'ordine saranno tenute a controllare a campione tutti quei ristoratori, bar,
anche piscine al chiuso e tutte le attività che hanno l'obbligo di controllare il Green Pass, e sono state annunciate anche delle multe salate a chi non verificherà questo certificato verde. Quindi diciamo sarà anche un weekend ricco di controlli intensificati che partiranno appunto da oggi. Per il resto vi rinvio alle notizie all'interno del nostro TG permeato. Luisa, noi ti ringraziamo moltissimo di questa informazione, anche perché il tema dei controlli per il Green Pass è di fondamentale importanza per i prossimi giorni. Sappiamo che il primo fine settimana è andato un po' leggero, spero che i nostri telespettatori ci passino al termine. Adesso invece ci par di comprendere che le cose saranno gestite in modo diverso. Noi ti ringraziamo per questo collegamento, ti invitiamo naturalmente, se ci sono notizie da Vicenza, a richiamarci in qualsiasi momento, le daremo in diretta qui ai nostri telespettatori, siamo in onda fino alle 12:30. Intanto ti auguriamo di goderti un po' di fresco a bordo piscina e magari anticipando quello che faranno molti dei nostri telespettatori nel fine settimana di Ferragosto. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Allora, onorevole, prima di chiudere sulla faccenda referendum, le chiedo una battuta, una dichiarazione su questi controlli. Il primo fine settimana, dicevamo, è stato un po' così, magari di rodaggio. Adesso invece il Viminale ha richiesto non il pugno duro, però la massima osservanza. Qual è il suo punto di vista su questo tema così complicato, immaginiamo? Ma io credo che il Viminale non poteva fare diversamente che emanare appunto una circolare, diciamo, più esplicativa, però gli unici soggetti che possono effettivamente sanzionare e quindi fare un controllo giuridico ovviamente sono le forze dell'ordine, perché i ristoratori sì potranno controllare, insomma, se il soggetto entra con il pass in maniera corretta, però ovviamente il singolo cittadino, quindi voglio dire anch'io se fossi un ristoratore non potrei ovviamente né sanzionare né segnalare. Credo che fosse un passaggio d'obbligo, diciamo, di chiarezza che doveva fare il Viminale, e quindi insomma prendiamo atto che quella era la scelta e non poteva fare insomma diversamente che invitare, ma è un invito solamente insomma sul documento, perché le forze dell'ordine fanno quello insomma per loro insomma mestiere, quindi il controllo effettivo giustamente anche per una tutela della salute dovrà assolutamente essere fatto da parte delle forze dell'ordine. Onorevole, intanto la ringraziamo per essere venuta qui da noi. Chiudiamo con una battuta su questo referendum sulla giustizia. Non rischia di finire in secondo piano in un momento in cui di notizie ce ne sono tante e lei immagino che non sia d'accordo su questa possibilità. No, è vero che ci sono sempre tantissime notizie, però in materia della giustizia ovviamente da avvocato e da parlamentare in Commissione Giustizia è comunque una materia, un argomento che veramente mi sta molto a cuore. Ovviamente adesso c'è tutta la questione del coronavirus e della salute delle persone che ha altrettanta importanza, però io invito i cittadini, insomma, se hanno tempo e voglia di recarsi appunto presso uno dei nostri gazebi o presso appunto le sedi dei municipi per sottoscrivere appunto questi 6 quesiti referendari e per dare una mano a questa Italia che comunque anche in materia di giustizia ha voglia di cambiare e ovviamente di migliorare. Grazie. Noi ringraziamo lei, onorevole, per essere stata qui con noi ospite, per aver anche commentato le vicende, le notizie dell'attualità del Veneto. La invitiamo a tornare naturalmente per parlare ancora di questo referendum, per capire se si muoverà qualcosa, ma anche visto la portata della sua conoscenza su temi giuridici, per venire ad approfondire anche altri argomenti. Se vuole la nostra porta è sempre aperta. Grazie, buona giornata e buon Ferragosto anche ormai vista la situazione. Grazie mille a voi, un saluto a tutti i telespettatori e buon Ferragosto a tutti. Noi torniamo in studio, siamo pronti per approfondire tutti i temi, però prima di tutto facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra un paio di minuti. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in onda, in diretta, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. E per quanto riguarda le notizie, abbiamo parlato per la prima fase della nostra informazione con
l'onorevole Ingrid Bisa del referendum sulla giustizia. Ne abbiamo parlato in modo molto diffuso, molto approfondito, un tema complicato, complesso e anche, lo sappiamo, divisivo, però insomma bisogna parlare, bisogna approfondire anche altri temi che non siano quelli strettamente di attualità come il coronavirus o il caldo. A proposito di caldo, noi dovremmo riuscire a parlare fra pochi istanti con Christian Arboit, che è per noi non sappiamo esattamente dove sia, ce lo spiegherà. Lui adesso ci pare di vedere che è una sala di controllo. Christian, raccontaci dove sei. Sì, Ferdinando, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo nella sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, in una giornata cruciale sotto molteplici punti di vista, perché non solo siamo alla vigilia del Ferragosto, un Ferragosto che è da monitorare, che vede ovviamente le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco in prima linea, ma nei giorni in cui sta bruciando buona parte del territorio del Sud Italia, buone porzioni consistenti di territorio, immagini che ovviamente stanno facendo il giro d'Italia e non solo, che si contestualizzano anche all'interno di un quadro internazionale che vede veramente bruciare, andare letteralmente in fumo varie porzioni del territorio, dalla Tunisia alla Siberia. Abbiamo visto le immagini degli Stati Uniti, ma anche della Grecia e della Spagna. Siamo qui con Alessandra Bascià, che è funzionario del Corpo dei Vigili del Fuoco qui del Comando Provinciale di Venezia, per fare un po' il punto della situazione. Ingegnere, i pompieri veneti, i Vigili del Fuoco veneti sono in prima linea in questo momento anche in Calabria? Sì, sotto il coordinamento della direzione Veneto, questo è il comando di Venezia, ma ovviamente agiamo in strettissima collaborazione. Abbiamo mandato in missione in Calabria, su richiesta del Centro Operativo Nazionale, più di 40 persone. Nel corso di 2 diversi invii, uno è seguito il 9 del mese, quindi lunedì, e l'altro mercoledì 11. In totale, come vi dicevo, abbiamo 41 unità di personale con i mezzi opportuni. Stanno operando, li sentiamo ovviamente quotidianamente, stanno operando sia nelle provincia di Crotone, sia nella provincia di Catanzaro e anche in provincia di Reggio Calabria. Prima, mi scuso, ma ero nell'altra stanza perché sta per iniziare una riunione con il Centro Nazionale di Coordinamento, perché vi dicevo il coordinamento per i Vigili del Fuoco è nazionale ovviamente, e quindi volevamo capire se eravamo in condizioni di dover intervenire o meno. Diciamo che siamo nella piena operatività in questo momento, stiamo rubando tempo prezioso in un momento appunto comunque di forte impegno da parte dei Vigili del Fuoco. Ingegnere, quindi 41 operatori, 41 vigili del fuoco veneti che sono impegnati in Calabria, soprattutto nella zona dell'Aspromonte. Stiamo vedendo delle immagini veramente drammatiche. Sì, le immagini sono abbastanza sconfortanti. I comandi del Veneto intervengono insieme ai comandi delle altre parti d'Italia, naturalmente. Noi ad esempio in provincia di Reggio stiamo cooperando con i colleghi della direzione toscana, che sono stati inviati anche loro in missione. Tutte le regioni stanno concorrendo in questo momento. Normalmente nel caso di calamità vengono attivate primariamente e prioritariamente le regioni più vicine in senso diciamo anche geografico. Se adesso stiamo andando lì dal Veneto è un segnale del fatto che tutto il territorio nazionale è coinvolto. Stiamo operando su quello che ci viene detto di fare, però la situazione sembra ancora comunque da guardare con attenzione. Non sappiamo ad oggi ad esempio se rientreremo in 10 giorni o meno. Diciamo tutto in evoluzione. Tra l'altro, Ferdinando, non so se ne hai già parlato, ma poco fa la direzione della protezione civile della regione del Veneto ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio della regione, quindi nelle province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza. La nota è arrivata a voi anche poco fa. Sì, in effetti si tratta di una dichiarazione di stato di grave pericolosità per alcuni comuni delle province che ha citato lei, quelli dove c'è una maggiore incidenza di aree boscate, aree a vegetazione più o meno incolta.
In questo ambito, in questo argomento di incendi boschivi, inevitabilmente un parametro importante è proprio l'uso del territorio, l'uso che si fa del territorio. Forse uso è una parola un po' infelice, però diciamo il modo con cui noi viviamo il territorio ci sembra di poter dire che influenza abbastanza anche il fenomeno degli incendi boschivi. Che faccia caldo, lo abbiamo capito, però l'impiego del territorio, anche la custodia, oserei dire, del territorio stesso, può fare la differenza. Ecco, quindi per esempio, visto che siamo qui nella sala operativa del Comando Provinciale di Venezia, immagino che la zona interessata sia soprattutto quella del litorale, delle pinete. Sì, senz'altro normalmente noi non abbiamo tantissimi interventi per incendio boschivo in questo territorio. Abbiamo degli incendi sterpaglia, i territori che in genere sono interessati vanno dall'isola di Pellestrina, anche le zone diciamo un po' più periferiche dell'isola stessa, fino a Eraclea con la Pineta, fino alla Brussa, per dire un nome che mi viene in mente. Sono tutti eventi, ma non sono le uniche naturalmente. Anche la Barena, che comunque è boscata e presenta delle caratteristiche di difficoltà di accesso importantissime, anche quelli sono ambiti che insomma vanno curati con particolare attenzione. Non si tratta di eventi frequenti, per la verità, però si tratta di eventi molto rilevanti quando si verificano. Diciamo, non è allarme, è allerta. Poi naturalmente la competenza vera e propria, come sapete benissimo, spetta alle regioni, quindi noi agiamo in base alle direttive che ci vengono, o meglio alle richieste che ci vengono effettuate, che ci vengono rivolte. E tuttavia è chiaro che siamo allerta, ecco. Non mi viene in mente un sinonimo. Certo. Questo nei giorni in cui appunto c'è già il problema delle temperature. Lucifero, l'anticiclone che ha raggiunto l'Italia, ha raggiunto anche il Veneto, fino a lunedì si prevedono temperature da record. Da questo punto di vista qual è il vostro sentore? State ricevendo delle segnalazioni, delle richieste, anche di semplici consigli? Da questo punto di vista devo dire non posso riferire sullo stato del resto del Veneto. In provincia di Venezia non ravvisiamo particolari criticità, almeno al momento. Ci sono stati anni in cui eravamo interessati anche per la fornitura di approvvigionamenti di vario tipo, quest'anno ancora non è successo. Il problema è che questo signore è uno straniero. Quindi diciamo che anche da questo punto di vista la situazione è sotto controllo. Voi ci siete operativi per tutto il Ferragosto? Certo, sì, così come non abbiamo differenze notevoli tra il giorno e la notte, perché la turnistica ci permette di coprire il servizio per tutte le 24 ore della giornata, la stessa cosa vale per i festivi. Certo, il fatto che tante persone siano in ferie, che alcune persone siano in ferie, ci rende magari un pochino più difficile recuperare le squadre e formare le squadre da mandare via, ma è un problema che risolviamo comunque. Grazie davvero ingegnere, grazie quindi all'ingegnere Alessandra Bascià del Comando Provinciale di Venezia. Vi lascio con queste immagini, con l'operatività dei Vigili del Fuoco di Venezia che stanno monitorando il territorio. Vedete le immagini della rete stradale, chiaro che la competenza qui principale è della Polstrada, però appunto come sapete i Vigili del Fuoco sono determinanti in tutte le situazioni, quindi un Ferragosto di lavoro, di impegno, di operatività e anche di allerta, come avete sentito dalle parole della nostra ospite. Ferdinando, io purtroppo in questo momento non ti sento e ti restituirei Cristian, la linea con Simone Merlo. Forse mi senti adesso, Cristian, vediamo se è arrivato per caso il segnale al nostro collega, oppure andiamo avanti noi perché c'è stato qualche piccolo problema di collegamento. Allora andiamo avanti con la nostra informazione. Abbiamo sentito, questi erano la sede dei Vigili del Fuoco, in questo caso parliamo del veneziano, però ribadiamo quello che è arrivato dalla Regione pochi istanti fa, ovvero una dichiarazione di Stato. Possiamo anche far vedere il documento che ci è arrivato tramite mail. Dichiarazione di stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, naturalmente riguarda le zone di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza. Sappiamo che per quanto riguarda la zona di Padova, i Colli Euganei sono stati per alcuni anni teatro di incendi importanti che hanno causato anche gravi problemi. Per la zona di Vicenza naturalmente si parla delle alture soprattutto, non si parla di incendi di sterpaglie, di banali incendi di sterpaglie, si parla delle zone di montagna, quindi la raccomandazione è sempre massima attenzione, però c'è un divieto, sono vietate tutte le operazioni
situazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate, comunque entro la distanza di 100 metri dai medesimi terreni. Quindi fuochi liberi, quindi barbecue, ne parliamo in prospettiva del Ferragosto, i barbecue, le grigliate all'aperto in zone in cui può essere un po' pericoloso, insomma evitiamole almeno fino a nuovo ordine. Queste erano le novità che arrivano dai Vigili del Fuoco. Andiamo invece a vedere le temperature di questa mattina, perché c'è qualche sorpresa. Queste sono le temperature in Veneto, le vediamo nella mappa dell'ARPA, vi immaginiamo che possiate vedere anche voi, perché insomma la grafica è abbastanza chiara. Si parla di questa mattina alle 11, quindi non molto tempo fa, nemmeno 2 ore fa. Già 32 gradi e 2 per esempio a Vicenza, già 32 gradi e 2 a Isola Vicentina, 31 gradi a Malo, 30 gradi a Bassano del Grappa, 31 ormai gradi, ma vediamo che per esempio nel Treviso aveva già fatto 33 gradi e mezzo, vediamo se c'è qualcuno che ha fatto molto di più in questa zona, ci pare di no, però i valori meteo estremi di ieri ci dicono che a Verona, nella giornata di ieri, sono stati raggiunti i 36 gradi e 2, temperatura minima. Figurarsi la minima di questo periodo di 16 gradi e 9, molte province, molti comuni del Veneto hanno raccolto dati molto superiori ai 20 gradi per quanto riguarda le temperature notturne, quindi come diciamo ogni giorno case, piazze, palazzi, strade non riescono a rilasciare il calore accumulato durante la giornata, la situazione si fa davvero pesante, ce la porteremo appresso almeno fino a domenica, poi forse da lunedì la situazione cambierà, quindi anche per il fine settimana massima attenzione. Vediamo che possiamo adesso ricominciare un po' il nostro percorso di informazione. Abbiamo parlato di molti temi, adesso fino alle 13 ricominciamo a fare un po' di chiarezza sulla situazione legata all'emergenza coronavirus. Sentiamo che cosa aveva detto il presidente Luca Zaia sul tema dei vaccini con l'accesso diretto, ricordiamo sono le ultime dichiarazioni quindi di qualche ora fa, per i giovani dai 12 ai 25 anni. Accesso diretto 12-25 anni senza se e senza ma. Ha anticipato la direttiva del generale Figliuolo che ieri aveva chiesto alle regioni, a partire dal 16 di agosto, di garantire una corsia preferenziale ai 12-18 anni. Non solo, Zaia ha deciso di allargare la maglia fino ai 25 anni. È una delle novità illustrate dal Presidente. Dunque fino al 30 di agosto questa fascia di età potrà recarsi in qualsiasi centro vaccinale veneto senza prenotazione. Da domani chi vuole anticipare la seconda dose, avendo già maturato i 21 giorni di Pfizer dalla prima dose o i 28 giorni dalla prima dose per Moderna, può presentarsi in un centro vaccinale e chiedere l'anticipo. Continuiamo a spingere su una prevenzione serrata, dice Zaia, che poi aggiunge: le nuove seconde dosi per le prime vaccinazioni fatte da domani saranno fissate a 21 e 28 giorni ed ancora i veneti che si trovano in vacanza all'interno della regione potranno prenotarsi dal portale anche nei centri vaccinali al di fuori della loro ULSS. Può tranquillamente prenotarsi la sua vaccinazione fuori provincia, fuori ULSS, ma sempre nel territorio veneto. Non ultimo, gli imprenditori veneti in giro per il mondo che si sono vaccinati all'estero e devono rientrare in Italia hanno modo attraverso la loro ULSS di scaricare il Green Pass. Ovviamente, sottolinea Zaia, i vaccini fatti devono essere quelli autorizzati dall'EMA. Oggi abbiamo ragionevoli motivi per dire che agosto è il mese chiave nel quale ce la giochiamo tutta, dice. La media regionale delle vaccinazioni, ricorda, è il 70% e ad ottobre arriverà all'80%. Confermiamo che in terapia intensiva la quasi totalità dei 28, forse 26 sono non vaccinati, ma soprattutto il dato inquietante è che dai 50 ai 59 è la fascia di età nella quale sono praticamente anche lì, penso il 90% o giù di lì, non vaccinati e ricoverati in ospedale. Altro tema è stato quello della terza dose, ad oggi ancora in un'incognita, ferma Zaia. Se sarà confermata dovremo fare altri 4 milioni di inoculazioni, sottraendo quindi personale sanitario da tutte le altre attività. Servirà l'aiuto di medici di base e farmacie. Cambiano anche i tempi della quarantena a seconda del tipo di variante, ne abbiamo parlato con la dottoressa Russo.
È arrivata ieri una nuova circolare che modifica quelli che sono i tempi anche di quarantena a seconda del tipo di variante. Diminuisce così il periodo della quarantena per tutte le varianti, compresa la Delta, mentre aumenta per la Beta, nota anche come sudafricana, di cui al momento non è stato segnalato nessun caso in Veneto, ma sempre più presente a livello internazionale. Su questa variante non abbiamo ancora molti dati relativi a quella che può essere, diciamo, la caratteristica di diffusione, la capacità di contagio, quindi c'è un atteggiamento più prudente. Per tutte le varianti, quindi, esclusa la Beta, l'isolamento per i contatti stretti resta di 10 giorni, di 7 se si è vaccinati. I giorni resteranno 14 in mancanza di un test antigenico o molecolare con esito negativo. Per i contatti a basso rischio, con o senza ciclo vaccinale completato, non è più prevista la quarantena. Chi si trova in questa situazione deve semplicemente automonitorarsi. È a basso rischio, va ricordato, il soggetto che entra in contatto con il positivo per meno di 15 minuti, stretti tutti gli altri. Nel caso di variante Beta, ancora un'ipotesi in Veneto, sia i contatti stretti che a basso rischio vanno in quarantena per 10 giorni. Queste le nuove regole immediatamente operative in un quadro epidemiologico che resta confortante. Abbiamo nel rendiconto di 1,16, un'incidenza di 83,6 e poi un tasso di ospedalizzazione che è del 2% per l'area non critica e del 3% per quanto riguarda la terapia intensiva. Chiaramente questi dati ci collocano ancora in zona bianca. La malattia, stando al monitoraggio settimanale, sembra sotto controllo, anzi si registra un primo leggerissimo calo negli ultimi giorni, come dimostrano anche i grafici. La fotografia di contagio e ricoveri, aggiornata al Ferragosto, è questa. Per quanto riguarda l'età media del contagio, è ancora bassa, come lo era anche l'anno scorso, e si attesta intorno ai 30 anni. Invece per quanto riguarda quella dei ricoveri, soprattutto appunto dei ricoveri in terapia intensiva, intorno ai 55. Allora, continuiamo a parlare del tema coronavirus, ne parliamo dal punto di vista dei vaccini, perché abbiamo i dati che ci arrivano dalla Regione. Sono i dati ultimi, disponibili, aggiornatissimi. Ci dicono che nella giornata di ieri sono state somministrate 23.900 dosi in Veneto, il totale è arrivato a quota 5.910.000. Le prime dosi sono state 16.000. Per un totale di 3.066.000. I cicli completati sono stati 7.000, ricordiamo sempre nell'ultima giornata, per un totale di 2.800.000. A naso siamo un po' in discesa rispetto ai numeri precedenti e cercheremo di capire perché con le nostre truppe, con i nostri giornalisti, i nostri operatori, andando a bussare alle porte delle varie aziende sanitarie del Veneto. C'è da dire anche che c'è un po' di magazzino, perché le dosi somministrate sono il 96% di quelle fornite, quindi vuol dire che c'è un po' di magazzino a disposizione della Regione. Vediamo che il 66,3% dei veneti ha avuto la prima dose e che il 57,6% dei veneti ha il ciclo completo. L'età si sta muovendo qualcosa, ma vediamo che per quanto riguarda i giovani siamo ancora piuttosto a rilento. C'è da dire che gli over 80 sono ben coperti sia per la prima che per la seconda dose. Per vedere dati importanti bisogna andare sopra i 70 anni per la prima dose e effettivamente ancora sopra i 70 anche per la seconda, perché manca ancora un 20% della fascia 60-69 anni, manca il 28% della fascia 50-59 anni, per non parlare poi dei 40-49 anni che sono solo al 59,9%. Scendiamo ancora per vedere però che disabili e vulnerabili sono abbastanza coperti in questo momento. La copertura con prima dose e ciclo completo è importante e siamo indietro, effettivamente questo è il grafico, scende molto la curva dei vaccini, forse per le vacanze, forse per altri motivi, cercheremo di capirne di più e ve lo racconteremo. Adesso noi facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi perché siamo qui al Focus TG fino alle 13:30.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Aspettiamo di poterci collegare con Padova per le ultime novità dalla città e dalla provincia. Prima di andare a Padova però andiamo con la regia di Renzo Rigon a vedere quelli che sono i casi. Questo è il report aggiornato questa mattina. Non è un bellissimo report, bisogna dirlo onestamente, perché come vi avevamo annunciato prima, nella prima fase della nostra informazione, ci sono 771 nuovi casi registrati in Veneto nelle scorse ore, che portano, è un'impennata notevole, che portano il numero complessivo dei casi dall'inizio dell'emergenza coronavirus a 444.692. C'è da dire però che sono 419.506 i guariti. Gli attualmente positivi sono 13.534. Qui il numero non cresce più di tanto, è ormai stabile da qualche giorno sopra quota 13.000, sotto il punto dei 14.000, quindi vuol dire sì, ci sono tante nuove positività, ma ci sono anche tanti guariti. Purtroppo ci sono anche i morti da mettere in conto, ed è una tabella sempre drammatica, è un dato sempre drammatico, perché non sono solo numeri, sono sempre persone, famiglie, drammi, tragedie familiari con i quali prima o poi bisognerà fare i conti anche a livello regionale, a livello di dati, a livello di emergenza coronavirus. Noi abbiamo la nostra Valentina Visentin quasi pronta per collegarsi con noi, vediamo che ci dà l'ok, quindi andiamo da Valentina per le ultime novità dalla provincia di Padova e dalla città. Buongiorno Valentina. Buongiorno Ferdinando, ho sentito che avete già ampiamente parlato di caldo, ti confermo che anche qui a Padova le temperature sono caldissime, molta afa, e proprio infatti pochi minuti fa c'è stata anche una conferenza stampa dell'azienda ospedaliera per dare le classiche indicazioni per stare attenti, insomma, ed evitare la disidratazione, soprattutto negli anziani che bevono poco, ma anche in chi magari, anche nei giovani che magari sottovalutano e si mettono a fare attività sportiva nelle ore più calde, cosa che è altamente sconsigliata, perché proprio per il caldo fortissimo di queste giornate, quindi sconsigliato fare attività sportiva nelle ore più calde, bere molto, alimentarsi in maniera leggera, quindi con frutta e verdura, evitare insomma di stare per tanto tempo e troppo a lungo al sole. Questi sono i consigli, le buone pratiche che hanno ricordato gli esperti dell'azienda ospedaliera. Diverso invece è il colpo di calore, che è la parte proprio più grave, che quello che può accadere quando insomma si sta troppo al sole, non si riesce più a sudare, quindi il corpo si surriscalda. In quel caso è necessario andare al pronto soccorso o comunque chiamare il 118. Quindi insomma anche da noi a Padova, ti confermo, fa veramente tanto caldo. Vediamo Valentina, noi stiamo guardando i dati di questa notte, per esempio a Padova non si è mai scesi sostanzialmente sotto i 20 gradi, sappiamo che in provincia è andato anche peggio, perché comunque Padova è una situazione climatica un po' particolare, però anche nelle ore notturne molto difficile scendere sotto i 20 gradi, addirittura ci sono situazioni in cui ci sono 23-24 gradi di notte. Possiamo solo immaginare che cosa possa succedere nelle prossime ore. Però a Padova non c'è solo il caldo a tener banco, sappiamo anche che la richiesta della stretta sui controlli da parte del Viminale ha portato a una serie di novità per quanto riguarda le forze dell'ordine cittadine, e mi sa che abbiamo anche già un servizio della vostra redazione. Sì, assolutamente sì, perché ogni settimana in prefettura si tiene il COSP, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sui temi più stringenti. Questa settimana ovviamente era dedicato all'introduzione del Green Pass, ai controlli nei locali. Molti bar, quasi tutti i bar e i ristoranti di Padova questo Ferragosto sono aperti, anche perché insomma devono far fronte ad arrivano da una stagione difficile con le chiusure primaverili e invernali, insomma il lockdown, quindi sono quasi tutti
tutti i locali padovani che hanno deciso di rimanere aperti e di non chiudere in nessuna settimana questa estate. Ci sono anche molti turisti e quindi devono controllare il Green Pass. Sostanzialmente quello che è emerso dalla riunione in prefettura è che ci saranno dei controlli a campione da parte delle forze dell'ordine, oppure a chiamata, richiesta di clienti e di gestori, si andranno sui locali a campione per vedere se avviene effettivamente il controllo del Green Pass per i clienti che si trovano all'interno. Ai titolari e agli esercenti il prefetto dice che insomma è obbligatorio controllare il Green Pass, e a discrezione dell'esercente invece la richiesta del documento di identità per verificare che il Green Pass corrisponde effettivamente alla persona che lo sta esibendo in quel momento. Sappiamo che era un tema molto caldo questo, soprattutto per gli esercenti, e insomma Padova è città anche di divertimento, di tempo libero, quindi immaginiamo che soprattutto in questo periodo di Ferragosto, in cui magari ai padovani si stanno sostituendo tantissimi turisti, la faccenda possa farsi complicata. Valentina, prima di lasciarti andare e vedere il servizio sui controlli del Green Pass, abbiamo novità di cronaca da Padova? Allora, per quanto riguarda la cronaca, si attende per oggi in teoria l'esito dell'autopsia sul corpo del piccolo Cristian Menin, il bimbo di 6 anni e mezzo che è deceduto lunedì all'interno della piscina comunale di San Pietro in Gu, e quindi insomma si attendono queste novità. Speriamo che ci siano e che arrivino, anche per dare insomma una spiegazione di questa tragedia così assurda. E poi, per quanto riguarda sempre la cronaca, un'aggressione avvenuta nei giorni scorsi, ieri all'interno del carcere Due Palazzi di Padova, dove un ergastolano ha preso a pugni un agente della polizia penitenziaria e un compagno di cella durante un trasferimento, un cambio cella. Quindi c'è stata questa aggressione, i 2 feriti non sono comunque gravi, hanno rimediato 2 pugni in faccia, però il TAP denuncia insomma una situazione al limite, molto difficile anche all'interno del carcere Due Palazzi, nonostante sia un carcere che comunque fa attività di lavoro per i detenuti, insomma, ma il SAP denuncia che ci sono troppe tipologie di detenuti con fine pena diversi, e quindi questo crea tensione tra i carcerati. Valentina, chiudiamo in modo decisamente più leggero rispetto a queste notizie drammatiche che ci hai dato finora. Ci sembra di poter annunciare che nel telegiornale di questa sera ci saranno alcune immagini un po' particolari che arrivano dai Coliugani, perché tema tipicamente ferragostano è quello degli avvistamenti di animali mitologici e strani in tutto il Veneto. Ogni anno a agosto salta fuori qualche pantera, qualche boa, qualche animale un po' particolare. Sui Coliugani, terra di cinghiali, c'è un cinghiale con la cresta. Ci sono anche nuove immagini, ci pare. Un cinghiale punk, in realtà è un cinghiale ibrido, perché insomma si è quasi ormai certamente convinti che si tratti di un ibrido tra un cinghiale e un maialino, anche perché è molto buono, è molto domesticato, quindi si lascia anche avvicinare e dar da mangiare. Ha questa cresta, sembra quasi ossigenata perché il pelo è molto scuro, ma la cresta è più chiara, quindi è un po' punk. Ma soprattutto sveleremo questa sera, non lo diciamo adesso, lo sveleremo nel telegiornale di Telenord questa sera, il nome di questo cinghiale, che in realtà è una cinghialetta ibrida. Molto bene. E bene, Valentina, si ride e si scherza anche alleggerire un po' i temi di queste giornate, che possono essere davvero pesanti, fra coronavirus, emergenze, cronaca. Avere ogni tanto fra le notizie qualcosa di più leggero aiuta un po' a sopportare questo periodo così complicato. Ringraziamo Valentina Visentin per questo collegamento. Ovviamente, Valentina, noi per altri 20 minuti siamo in onda, in diretta. Se ci sono novità importanti da Padova, non esitare a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Torniamo in studio per vedere allora il servizio sulla stretta dei controlli per i Green Pass prevista per il fine settimana a Padova. Controlli a campione delle forze dell'ordine e della polizia locale nei bar e dei ristoranti di Padova per accertare che venga richiesto dagli esercenti il Green Pass ai clienti che si siedono all'interno dei locali. Controlli rafforzati anche in vista del Ferragosto, che ha portato molti turisti in città. Queste le misure adottate ieri dopo il consueto comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica, che ogni settimana tratta i temi più importanti per la città.
Nell'ultima riunione il prefetto Raffaele Grassi ha deciso di porre l'attenzione sui controlli nei locali che verranno scelti a campione oppure a chiamata. Per quanto riguarda gli esercenti, ha detto il prefetto, dovranno controllare le credenziali degli avventori. L'obbligo riguarda il Green Pass facilmente riscontrabile attraverso l'app C19. È comunque facoltà degli esercenti procedere all'identificazione dei clienti, ha spiegato inoltre il prefetto. Il comune sta mettendo a punto un piano di controlli per Ferragosto. Non ci saranno i fuochi in Prato della Valle, ma eventi diffusi in città, nelle piazze, che vanno monitorati, anche se si spera nel buon senso della gente. Intanto scattano le prime multe per il mancato Green Pass. La polizia è intervenuta in un bar della stazione, chiamata dal titolare del locale, importunato e minacciato da un tunisino che si rifiutava di esibire il passaporto vaccinale. Lo straniero aveva anche un coltello, è stato denunciato e trasferito al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo. Allora, stavamo vedendo, prima di collegarci con Valentina Visentin, i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Chiedo scusa anche alla regia, avevamo in programma un altro servizio, ma finiamo di vedere questi dati. Allora, abbiamo visto la situazione dei contagi, 771 nuovi contagi. Vediamo come stanno reagendo gli ospedali del Veneto a questa fase della cosiddetta quarta ondata. Allora, 173 ricoverati in area non critica, vedete qui questo dato, vuol dire che per quanto riguarda gli ospedali e l'area non critica la situazione è assolutamente tranquilla. Qualche movimento invece in più in terapia intensiva, siamo già a quota 31, anche qui ben lontani da qualsiasi soglia di critica o d'emergenza o di pericolo per quanto riguarda la sanità del Veneto, che ricordiamo insomma il numero delle terapie intensive è molto più alto e anche la percentuale è bassissima di quelle occupate, però insomma qualcuno in terapia intensiva è entrato, probabilmente è uscito dall'area non critica, è entrato in terapia intensiva. Infatti vediamo che il bilancio è negativo di 6 unità per quanto riguarda l'area non critica e positivo di 4 unità per quanto riguarda la terapia intensiva. Purtroppo c'è da segnalare ancora un decesso, vuol dire che questa fase dell'emergenza coronavirus, come ci ripetono le autorità e anche quelle sanitarie da qualche tempo, si porta molti nuovi casi, nella gran parte dei quali si parla di asintomatici. La mortalità è estremamente bassa, però c'è qualche movimento in terapia intensiva. L'attenzione in questi giorni deve essere massima. La campagna vaccinale prosegue, forse con qualche momento zoppicante dovuto a situazioni che non conosciamo, anche sappiamo che anche questa mattina, per esempio, nel centro vaccinale di Bassano si erano vaccinate davvero pochissime persone, magari ci spiegheranno le autorità sanitarie il perché. Allora, chiudiamo la pagina dedicata all'emergenza coronavirus e riapriamo quella dedicata al caldo, perché siamo andati a sentire come fanno i vicentini, in questo caso, a combattere l'ondata di caldo africano. Com'è questo caldo africano? Come ci si ripara? Sinceramente non mi sembra peggio degli altri anni. Basta. Ma lei che tecniche usa per trovare il refrigerio? Nessuna tecnica, sto bene anche così. Io lo soffro molto il caldo, però di solito esco molto presto la mattina e quindi poi mi metto sotto a un ventilatore e sto lì fino a sera. Spengo il ventilatore del soggiorno, accendo quello della camera e vado a letto. Questo caldo africano cosa fa vendere di più? Cosa compra la gente? Frutta. Frutta Ma che tipo di frutta? Beh, albicocche, quelli di stagione, ovvio. Mele no, di sicuro. Noci pesche, albicocche, uva, comincia ad andare via uva. Ecco, roba stagionale. Non c'è nessuno qua. E noi abbiamo sbagliato il periodo delle ferie, l'abbiamo già fatte. Lezione, l'anno prossimo le faremo in agosto. Andando così, c'è poca gente in giro. Compra frutta, prova a ristorarsi un attimino, pesche, noci pesche, l'anguria, non hanno voglia di cucinare, giustamente con sto caldo. Si cerca di stare il più possibile al fresco in casa. È l'unica risorsa, non si sta bene da nessuna parte, sennò. Quindi è un po' difficile da sopportare. Insomma, sì. Sono un po' fuori orario, però a me piace anche ritornare col caldo perché il mio corpo si robustisce e accetta sempre di più il caldo, perché se stai rinchiusa dentro con l'aria condizionata che non la voglio è spento e rimani sempre come un po' delicatina, che io non vorrei esserlo.
Ognuno ha il suo modo di affrontare questi momenti di caldo che, ricordiamo, dovrebbero durare almeno ancora per 3-4 giorni. A Vicenza abbiamo parlato con commercianti e cittadini magari in giro per le spese al mercato. A Bassano abbiamo incontrato invece tanti turisti ai quali abbiamo chiesto come va in questi giorni. Temperature da record in questa settimana di avvicinamento a Ferragosto, ma i turisti che scelgono Bassano per una gita a mordi e fuggi come affrontano queste giornate di calura? Com'è fare attività sportiva con queste temperature? Calda, molto calda, però una bella soddisfazione. Dai, siamo arrivati fino qua, bene. Da dove siete partiti? Levico. Quindi insomma una bella pedalata, ma con questo caldo adesso come ci si ristora? Andiamo a prendere una grappa e poi dopo torniamo dietro, hai capito? Così facciamo meglio. Ma si riesce insomma a godersi anche di questa passeggiata a Bassano nonostante queste temperature? Assolutamente sì, c'è anche una bella arietta fresca, così sarà il sudore ma si sta benissimo. Come si vince l'AFA? L'AFA si vince prima di tutto, secondo me, stando bene tappati in casa, non come me che vado a giro, anche se sono in ferie, quindi vengo dalla Toscana, e soprattutto bevendo molta acqua e appunto cercando di spostarsi il meno possibile nelle ore più calde del giorno. Tornando a cambiare per il caldo. Da Brescia fino a Bassano, in una settimana davvero caldissima, come si vincono un po' le sofferenze di queste temperature così alte? Ci siamo bagnati alla fontana e ci si rinfresca un po' così, stando all'ombra. Cercando l'ombra appunto in questa giornata così calda e soleggiata. Com'è visitare Bassano con queste temperature? È bello perché è una bella città, però un po' stancante, devo ammettere. Adesso probabilmente andremo a mangiare qualcosa per rinfrescarci. Si suda, però Bassano è sempre bella comunque. Questa calura di agosto come la si combatte? La si combatte, mettendo di più arrivare il possibile. Perciò siamo venuti qua, a Bassano del Grappa, che si sta bello fresco. Beh, insomma, un consiglio decisamente assennato, visto anche che proprio sul ponte arriva l'aria dalla Brenta, l'aria che scende anche dalle montagne, quindi c'è sempre qualche grado in meno. Questi erano soprattutto turisti italiani. A Padova invece tanti turisti stranieri. Noi siamo di Milano e volevamo stare vicini e Padova ci attirava come città, infatti si è rivelata una città stupenda. Pochi padovani, tanti turisti italiani e anche stranieri. Padova a Ferragosto, una meta quasi d'obbligo per chi arriva in Veneto. Abbiamo visitato Palazzo Bo, poi abbiamo visitato Palazzo della Ragione, il Duomo, insomma, Cappella degli Scrovegni, insomma tante belle cose. Siamo rimasti veramente molto contenti. La recente nomina dei cicli di affreschi del Trecento a patrimonio UNESCO dell'umanità ha attratto i turisti dell'ultima ora che prediligono le città d'arte come meta. Da dove venite? Da Brescia, sì. Come avete scelto Padova? Ma perché ne parlavamo tanto di Padova. Mia figlia è venuta e le è piaciuta molto, moltissimo, mi ha detto mamma vai, che merita, e quindi siamo venuti. È una bella zona, conosco già un po' di persone qua, quindi per amicizia, ecco. Avevo già visitato Padova perché avevo accompagnato mia nonna da Sant'Antonio da Padova alla chiesa, però non sono molto informata sulla zona in realtà. C'è anche chi viene per l'università. Facciamo un tipo di turismo diverso quest'anno, scegliamo la sede universitaria per i nostri figli. Siete venuti a Padova? Perché hanno letto tanto sulla città, si sono eruditi in merito, quindi sono delle scelte molto ponderate. Adesso cominciamo un percorso di 5 anni e vediamo dove arriviamo. Speriamo di rivederci fra 5 anni e raccontarci delle cose belle. Venite? Noi siamo dalla Puglia, Bari. E poi ci sono gli stranieri che tra mare e montagna passano anche per Padova per un'immersione nella cultura. Altri ieri siamo stati in Jesolo fare il bagno e oggi siamo in Padova. Meraviglioso. Sì, sì. Io abito vicino a Salisburgo, è anche una città meravigliosa. Dopo questo turista austriaco, una giovane del Tennessee. Beautiful. The university and the history behind it is very cool. È bellissima Padova, mi piace l'università, la cultura e i caffè.
Cambiamo decisamente argomento, restiamo sempre in tema estivo, perché sono ripartite le sagre con le possibilità del Green Pass e il miglioramento delle condizioni in generale. Dicevamo, sono ripartite le sagre e le feste paesane. Noi siamo andati nei pressi di Bassano del Grappa per cercare di capire dal punto di vista organizzativo, quindi andiamo di là, dall'altra parte del bancone, diciamo, proprio per comprendere come si fa a organizzare e a gestire una sagra paesana in questo momento. Adesso i tavoli sono vuoti, non si sente il rumore delle friggitrici, però per le prossime serate, fino al 16 di agosto, qui batterà forte il cuore pulsante della sagra di San Rocco. È una scommessa a ripartire in era Green Pass. Ci siamo organizzati in modo semplice però efficace. Abbiamo naturalmente distanziato tutti i tavoli secondo le norme di sicurezza richieste e all'ingresso controlliamo il Green Pass e assegniamo noi il tavolo. Dopo un anno di pausa, il desiderio era di ritrovarci, di ricompattare il gruppo dei tanti volontari, parliamo di 150, anche 200 volontari che tutti gli anni ci aiutavano. Le persone, i volontari, hanno davvero risposto con grande entusiasmo e in tanti. Come dice il nostro parroco Don Pietro Savio, abbiamo uno sponsor ufficiale, lo sponsor unico e ufficiale, che è San Rocco, patrono della nostra parrocchia di Tezze sul Brenta. E con un santo a vegliare che tutto vada bene, i propositi per un'edizione da sold out, soprattutto nel weekend, ci sono tutti, anche perché questo evento ha ricompattato la comunità, dando a giovani, adulti e anziani la possibilità di uscire in sicurezza e rivivere quel clima che solo una sagra veneta sa creare. E il menù di queste serate che cosa prevede? Quali sono un po' i piatti che vanno per la maggiore? Per la maggiore da noi è la frittura, dobbiamo dire, perché abbiamo delle persone che in tutti questi anni si sono effettivamente specializzati nel cucinarla. Il tutto nella nuova struttura che ha anche un'area dedicata ai giovani. Quest'anno abbiamo l'opportunità di presentare alla nostra comunità questa nuova struttura che è nata in periodi pre-Covid, che però non si è fermata, ha voluto la sua continuazione, la nostra comunità l'ha voluta, è una testimonianza della volontà di ripartire più carichi, più forti di prima. Andiamo ora nella Marca Trevigiano, una disavventura in piscina, bambini intossicati da cloro, per fortuna stanno tutti bene. Mentre facevamo il bagno dopo cena abbiamo sentito un forte odore di cloro, quindi ci siamo subito allontanati con i ragazzi dalla piscina. Li abbiamo accompagnati insieme allo staff in una zona un po' più tranquilla nel prato, dove abbiamo atteso l'intervento del 118 perché molti di loro tossivano e sentivano un bruciore alla gola. Sono stati momenti concitati quelli vissuti nella serata di mercoledì qui nella piscina dell'Hotel Ancora di Lossonna della Battaglia a Meolo. Doveva essere la festa finale del campo scuola organizzato dai genitori della parrocchia di Vaglio di Roncade, si è trasformata in un'autentica disavventura. Io ero in piscina praticamente con i ragazzi e all'improvviso ho sentito un bruciore, un pizzichio alla gola. Sono uscita e poi dopo un po' sono usciti anche i ragazzi e hanno cominciato a tossire. Genitori e titolari della struttura chiamano così soccorsi che arrivano sia dall'US 2 Marca Trevigiana che dalla 4 Veneto Orientale. L'intervento, spiegano gli stessi genitori, è stato tempestivo. Subito le 3 ambulanze che sono arrivate hanno controllato i nostri ragazzi e niente, per precauzione ci hanno indirizzato appunto all'ospedale di Treviso e di San Donà, quindi ci hanno suddivisi in 2 gruppi. E niente, lì poi sono state fatte tutti gli accertamenti del caso. 8 i ragazzi che arrivano trasportati dai genitori al pronto soccorso del Cafoncello a Treviso, 8 all'ospedale di San Donà. Per alcuni i sintomi svaniscono in breve tempo, altri vengono sottoposti ad aerosol. A tarda notte però tutti vengono rimandati a casa. So che stamattina, sentendo i vari genitori, erano tutti a posto, insomma. Possiamo parlare di una disavventura a lieto fine? Assolutamente sì, anche perché ci siamo sempre trovati bene qui, non c'è mai successo niente di strano. Alla base dell'incidente una problematica alla distribuzione del cloro. Ieri purtroppo la macchina del cloro è andato un attimino fuori troppo cloro di quantità che doveva uscire e loro si sono trovati proprio in questo punto. Appena abbiamo sentito l'odore del cloro siamo subito intervenuti e abbiamo spento la macchina. È stato già revisionato, per cui è
già tutto a posto anche ieri sera ancora. Disavventura quindi a lieto fine con la promessa di ripetere il party di fine camposcuola. Abbiamo già detto, sì, faremo una pizza e tanta piscina e allegria. È un lieto fine, siamo tutti bene e a posto così. Chiudiamo con il ritorno a Venezia di una medaglia di bronzo. Emozioni, ricordi, lacrime di gioia. Il rientro per qualche ora a Venezia della ginnasta Daniela Mogurean è stato come vivere un sogno ad occhi aperti, dopo quella splendida medaglia di bronzo conquistata con le farfalle nell'ultimo giorno delle Olimpiadi di Tokyo, 40° sigillo della spedizione olimpica azzurra in Giappone. Tornare nella mia amata Venezia con una medaglia olimpica al collo mi rende veramente orgogliosa, perché mi fa tornare in mente i momenti di quando ero piccola che giocavo fuori in calle con i miei attrezzi e tutte le persone che passavano rimanevano affascinate e mi applaudivano, quindi mi fa pensare a tutto il percorso che ho fatto. Sono molto legata alla mia città perché mi ha accolta molto bene a braccia aperte. Io questa medaglia l'ho vinta con la mia squadra, con le altre farfalle, e diciamo che come squadra la dedichiamo sicuramente alla nostra allenatrice, e invece io personalmente la dedico a mia mamma, che ha fatto moltissimi sacrifici, mi ha sempre aiutato, mi ha sempre supportato fino ad arrivare qua. E i prossimi obiettivi che mi pongo con la mia squadra sicuramente sono i mondiali a fine ottobre in Giappone e poi si vedrà, magari saranno le prossime Olimpiadi. Forse, ci rivela nella nostra intervista esclusiva, la rivedremo con la squadra azzurra delle farfalle anche sul red carpet della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica al Lido, un'altra piccola favola dentro un grande sogno sportivo che si avvera. Quando abbiamo visto che siamo arrivate terze, siamo esplose in lacrime di gioia, che erano lacrime bellissime e veramente magnifiche. Molto probabilmente cercheremo di trovare il modo di vederci alla Mostra del Cinema di Venezia. Un grandissimo saluto ai telespettatori di Antenna 3. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Ringraziamo Renzo Rigone in regia, ringraziamo tutti voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento a TG Bassano e TG Vicenza di questa sera. Grazie, buon pomeriggio.